I sindaci leghisti alzano le barricate, nessuno tocchi il decreto Salvini che dà ai primi cittadini maggiori poteri nelle rispettive città. Non sono i soli in Veneto, anche un esponente PD come Sergio Giordani, primo cittadino di Padova, pur critico rispetto al decreto, è scettico sull'opportunità di ribellarsi allo Stato. Da Treviso, che ha registrato la prima espulsione dal territorio grazie alle nuove norme, il leghista Mario Conte attacca i colleghi di Palermo e Napoli, Luca Orlando e Luigi De Magistris, accusandoli di fare solo propaganda. Una mera strumentalizzazione da parte di coloro che rappresentano quel partito che in realtà aveva riempito le città di clandestini e di richiedenti asilo con delle politiche assolutamente senza logiche, che hanno creato un sacco di disagi e che i cittadini ben conoscono. Conte va oltre e invita l'Associazione Nazionale dei Comuni a prendere le distanze dai primi cittadini ribelli. Non si può sposare queste posizioni di non applicare le leggi dello Stato. Credo che chi lo fa deve essere considerato un fuorilegge e non può sicuramente parlare a nome di un'associazione dei comuni. Quindi sono convinto che lo farà e comunque lo invito a farlo il Presidente De Caro, a prendere le distanze da tutti quei sindaci che tra l'altro rappresentano anche l'ANCI, che chiedono di non rispettare le leggi dello Stato. Inaccettabile non applicare una legge dello Stato, conclude il sindaco di Treviso, ed è giusto che chi si spinge a tanto ne risponda. Intanto spero che questi primi cittadini la smettano con questo show e si allineino con le leggi dello Stato. Diversamente il Ministro farà le sue valutazioni e soprattutto gli organi competenti valuteranno quali sono le posizioni e soprattutto le conseguenze per questi sindaci che non rispettano le leggi dello Stato. Se ognuno di noi facesse così in base a ciò che piace o non piace, credo che non ci sarebbe più lo Stato. Quindi questa posizione non è accettabile e devono assolutamente allinearsi a quelle che sono le leggi.